l'articolo 8 di questa convenzione che dice che protesi e ausili non saranno più passati dal fondo sanitario regionale, ma dovranno essere in dotazione delle strutture. Quindi dovete acquistarle tutte voi? Allora, il problema sostanziale è che siccome le strutture non hanno soldi di suo, diciamo così, non c'è alternativa, voglio dire, la matematica non è un'opinione. Se prima venivano passate per norma dai LEA, i livelli diciamo essenziali di assistenza, dal fondo sanitario regionale, adesso con questa convenzione si dice no, devono essere le case di riposo a procurarli. Allora significa spendere qualcosa come tra materassini antidecubito, carrozzine, tripodi, girelli, eccetera, eccetera, una media di spesa dai 2.000 ai 2.500 pro capite. Questo vuol dire 400 per 2,5 fa 1 milione di euro. Questa cosa qua è vergognosa, per non usare altre parole. Credo che i veneti devono svegliarsi, perché sono i governanti veneti che stanno decidendo questa roba qua, e io spero che i direttori, i presidenti della casa riposo, oltre a criticare questa cosa qua, non firmino nessuna convenzione. Noi abbiamo saputo questa roba l'altro ieri, ne approfittiamo di questa trasmissione perché credo che oltre a queste firme che stiamo raccogliendo su questi 3 temi apriremo un'ulteriore campagna, e mi piacerebbe tanto, visto che questa televisione fa servizio pubblico, avere anche un dibattito con Zaia e la Lanzarin qui, in modo che ci spiegano perché fanno queste cose. Cioè, non possono risparmiare soldi delle tasse dei veneti per togliere questa roba qua a chi ha pagato le tasse tutta la vita. Perché ricordo a tutti che prima o dopo ci finiremo tutti in casa di riposo o avremo bisogno di assistenza.